Finalmente è arrivata alla 13ª giornata di Serie D. La Castrum Favara trova ciò che aveva inseguito per settimane, la prima vittoria in trasferta della sua stagione. I gialloblu infatti hanno vinto nello storico Aci e Galatea di Acireale per 2-1, un successo che vale doppio perché arriva nel momento in cui la classifica è ancora un libro aperto, corta in basso quando in alto, pronta a cambiare volto a ogni turno. Ad Acireale c'era attesa anche per l'esordio del nuovo centrocampista Nicolò Francofonte, subito gettato nella mischia da mister Terranova. Ma la scena se l'è presa immediatamente il solito Piazza, che dopo meno di 60 secondi, il cronometro non aveva ancora compiuto un giro completo, ha battuto di testa il portiere avversario per lo 0-1. Il raddoppio è arrivato poco dopo, grazie al capitano Vaccaro, bravo a concretizzare una ripartenza nata sull'entusiasmo dei tifosi favaresi, giunti fino ad Acireale, una ventina ma instancabili, capaci di farsi sentire come sempre. Sul 2-0 la Castrum Favara ha avuto più volte l'occasione per chiudere definitivamente i giochi, sfiorando anche il tris. Al 44esimo rete annullata a Gueye per fuorigioco. E come spesso accade quando non si capitalizza, la partita cambia aria. Nella ripresa la Cereale ha accorciato le distanze, riaprendo una sfida che sembrava indirizzata. Per qualche minuto sono riapparse le streghe che avevano tormentato le trasferte giallo-blu nelle ultime settimane. Ma stavolta no, stavolta la Castrum Favara ha reagito, ha mantenuto lucidità e coraggio e nel finale ha persino sfiorato il 3-1 con un salvataggio sulla linea che ha strozzato l'urlo in gola ai tifosi. Una vittoria che non è soltanto un numero in classifica, ma un punto di ripartenza mentale. La squadra ha dimostrato carattere, combattezza e voglia di risalire. La classifica è ancora stretta, ma tutto è possibile. Ora la Castrum Favara può farcela anche lontano da casa. Mister, una partita nata storta. Sì, dopo pochi secondi abbiamo preso un gol evitabilissimo e poi così abbiamo un po' perso la pazienza, abbiamo preso anche il secondo gol che ancora non capisco neanche come l'abbiamo preso e il primo tempo è stato un primo tempo giocato male sotto tutti i punti di vista, la squadra si è innervosita perché avevamo preparato determinate cose e non veniva fuori nulla, poi invece nel secondo tempo la squadra ha avuto una reazione. Peccato che prima di fare il 2-1 abbiamo avuto un'occasione colossale con Gagliardi e non siamo riusciti a fare il gol prima perché nel secondo tempo la squadra ha reagito alla grande, abbiamo messo pressione agli avversari, abbiamo cercato di creare situazioni pericolose, però alla fine è andata male.